No, parlavamo appunto della la prima impressione che abbiamo ricevuto. Entrando in cabina, per esempio, ecco, c'è un profumo diverso. Entri nel bagno, trovi questo bagno ordinato o profumato, cioè cosa che prima non succedeva, perché entrare nel bagno veramente significava proprio... Sì, infatti. E quindi dico, anche gli asciugamani in ordine, il sapone al suo posto, cioè dico, quelle cose di cui hai bisogno chiaramente per viaggiare comodamente. Quindi dico, ecco, già da queste piccolezze ti rendi conto che è cambiata la musica. Quindi, differenza enorme, cioè non possibile da paragonare, cioè mangiare in modo tranquillo, essere serviti signorilmente, avere il cameriere vicino al tavolo che ti serve, che ti accudisce, quasi ti coccora. Cosa che invece con la vecchia Tirrenia questo non succedeva. Noi stiamo andando per l'ennesima volta in crociera con la costa e abbiamo visto che questa nave non si discosta molto dalla costa. E quindi viaggiare da Cagliari, noi prima andavamo sempre o da Olbia o facevamo le altre linee. Da oggi certamente viaggeremo sempre da Cagliari, pur venendo da metà della Sardegna, cioè veniamo dalla zona di Listano, da Polilattina, e preferiremo per sempre questa linea. Noi dei servizi, per esempio un piano bar, un qualcosa, so che c'è anche la discoteca, perché comunque questa è un'ex nave da crociera, quindi magari sarebbe importante anche attivare un piano bar e dei servizi che magari siano di intrattenimento, eccetera, certo, cosa infatti, che nella vecchia Tirrenia mancava assolutamente. Ecco, però Noi che sono in allestimento, che sarà sicuramente una delle prossime cose che faranno, e poi sarebbe molto importante. Speriamo che insomma migliori decisamente anche questa tratta, che sarebbe decisamente un'ottima cosa per noi, per il service sicuramente. Io sono d'accordo con i miei familiari su quanto hanno detto e come voto darei 3 alla vecchia Tirrenia e 8 a questa attuale. Però non mi fiderei di dare un 7. Bene. Perché deve ancora migliorare qualcosa, però può arrivare anche al distinto. Siamo entrati ultimo. sulla nave, ci siamo resi conto tutti e 10 che il clima era completamente cambiato, che il personale era molto più gentile, più favorevole a dare una mano a chi aveva difficoltà, quindi non possiamo dire che bene. La polizia igienica e tutte queste cose erano un po' scarse, anzi c'era anche una mancanza dei servizi igienici perché non erano molto puliti come lo sono ora. Speriamo che venga mantenuta questa pulizia per quanto riguarda il costo del biglietto, che per chi ha dei parenti che stanno in Sardegna, che loro purtroppo sono dovuti partire per questioni di lavoro. Il prezzo lo vedo anche molto più abbordabile ora come ora, per quanto riguarda per quello che mi riguarda. Poi lascio questa parola anche agli altri. Ho i genitori che sono emigrati da 37 anni, quindi per me viaggiare è una cosa normale, è solo che molte volte ho rinunciato a viaggiare in nave solo per il motivo perché non si sta bene, anche l'apertura di tutti i bar va benissimo, perché prima si era sovraccarichi di gente, a momenti non facevi in tempo a fare colazione e comunque sia, è sempre... Torniamo al discorso della pulizia, era abbastanza lurida, ho rinunciato ai viaggi in nave e andavo con l'aereo, un po' per comodità, ma soprattutto perché la nave non aveva
non aveva le cose giuste per poter viaggiare. Sembra poco, ma comunque l'intrattenimento per i bambini è tanto. È tanto. La vecchia, io vorrei proprio dimenticarla, quindi 2. E adesso è migliorata tantissimo, un 7. Per il PMR ogni nave è dotata, come vede, di apparecchi idonei per eliminare le barriere architettoniche. Oltre a questa, dove è possibile mettere carrozzelle, noi abbiamo la possibilità di poter imbarcare in un ascensore senza soglie e quindi agevolmente raggiungere tutti i punti passeggeri della nave. Abbiamo anche 2 cabine dedicate a loro e è sempre un piacere per noi poterli ospitare sulle nostre navi. Dal giorno alla notte. Praticamente solamente con l'orario, 17 ore con quell'altra, con questo con 9 ore si arriva, la nave stessa è tutta un'altra cosa come allenamento, come si presenta. Sì. Differenza ieri e oggi, che oggi rispetto a ieri il cane sta in un posto più asciutto. Rocky c'ha 3 mesi, io il viaggio precedente l'ho lasciato sulla vecchia nave dove stava sul ponte, però in balia dell'umido, del vento del mare, poi non era mai calmo, diciamo, perché anche col passaggio degli altri passeggeri è a suo agio, cioè si trova è tranquillo. Sono andato 2 volte io a visitarlo e dove che andavo era, rispetto al viaggio precedente, riposava, dormiva, quindi ecco, sono più tranquillo io di tutto questo viaggio rispetto a prima, che dovevo magari portarlo 2 o 3 volte sul ponte a farlo distrarre, a passeggiare. Invece in questo modo, cioè, l'ho portato una volta, vedo che è tranquillo, una sorta di tappeto a terra, c'hanno la ciotola per mangiare, c'è l'acqua, c'è tutto, ecco. Quindi rispetto a prima consiglio di salire su questa tratta Civitavecchia Cagliari, perché si è rinnovata, è un rinnovo, ecco, che, ripeto, che per gli animali, il cane in questo modo qui su questa nave sta bene, è un rispetto anche per gli animali, cioè, rispetto alla nave precedente dove era pietosa, vero? Spazi grandi come l'ultimo piano dove c'è la piscina, l'altro bar, cosa che c'è sopra la discoteca, ecco, poi le sale sono abbastanza grosse, ma una bella nave. Quindi consiglio a tutti i cagliaritani e gli italiani di andare sulla Tirrenia. I miei viaggi precedenti con la Tirrenia non sono mai stati un granché. Se non dovevo venire a Cagliari ho sempre cercato laddove possibile di viaggiare con la Moby, perché era comunque migliore. Sembra migliorata sia la qualità della nave che il servizio, sicuramente è più veloce, sicuramente i prezzi sono più bassi, l'imbarco è stato più facile e più veloce, la nave sembra puntuale, cosa che d'estate raramente erano puntuali. Sicuramente è un vantaggio, perché prima partiva alle 6 e arrivava alle 10. Los espacios están muy agradables, el aseo, todas las cosas están muy bien, pero nosotros en general es mejor porque fue más rápido. Hacia Cerdeña fueron 16 horas o más, ahora nos estamos arribando como 5 horas antes, que es algo muy beneficioso. Pero en términos generales, muy bien en el barco. Los viajes en el Tirrenia. En este viaje pues conocimos este barco, es el primer viaje que tiene. Las instalaciones se ven muy bonitas, se ve agradable, se siente muy bien. Pues más rápido, estamos arribando pues al continente
más pronto que los ricos llegan a un viaje, entre menos corto mejor. Perfecto, muy bello. Me ha gustado la comodidad, es muy bonito, muy bello, me ha gustado, muy bueno. Io mi devo collegare con Roma e questa è la linea più veloce. Come residente ho speso 200 euro. Come sala ricevimento e anche il viaggio è stato bellissimo, tutto tranquillo, dormito, perciò credo che ritorneremo su questa nave a fare altri giri e lavori. Allora, delle vecchie navi un 5, questa senz'altro un 7,5-8. Siamo stati contenti dei servizi, siamo stati contenti delle camere perché noi avevamo problemi in quanto non ci andava mai di dormire al piano superiore. L'ultima nave l'ho presa il 28 di luglio, di giugno e ho deciso di non tornare più in Sardegna. Avevo deciso di non tornare più in Sardegna. Con quel viaggio avevo chiuso la Sardegna, invece adesso ho pensato forse di ritornare a Natale anche con la nave. Sono andata 4 perché la nave era molto lenta, il ritorno molto bene, 10. Niente, abbiamo fatto questo viaggio, è andato molto bene, nuove navi, più comode, più spaziose, locali ampi, quindi sì, un bel viaggio. Che un tipo di cambiamento di questo genere, così importante, andasse fatto in un momento magari meno cruciale delle vacanze come il 31 luglio, a tutti che magari con un po' di spesa in più parecchia gente ci verrebbe, se ci fossero anche servizi efficienti, rapidi, comodi, una serie di cose. Quindi dico, vedo con buon occhio questo cambiamento, diciamo, dei mezzi, speriamo che sia definitivo. Diciamo 7,5. Sono 5 ore meno che il viaggio per andare alla Sardegna. Ma si vede la differenza, mentre prima eravamo sotto la dittatura, adesso si vedono i servizi, la qualità. Speriamo di andare meglio ancora, di offrire un servizio ancora migliore ai passeggeri. Mentre prima non era così, era quello e quello si doveva fare, non dipendeva dal personale, dal benzina, dei signori che c'ho più voglia di lavorare, più di andare avanti perché prima non ero né carne né pesce. Benissimo. La vecchia Tirrenia com'era rispetto a questa? Insomma, molto più lenta e si sentiva più il mare, le cabine più comode queste. Per noi lavoratori è una cosa importantissima perché ci dà l'opportunità effettivamente di essere un po' più tranquilli dopo tutte quelle voci che si ascoltavano. E poi stiamo notando la soddisfazione dei passeggeri che effettivamente sono contenti sia della velocità della nave sia del comfort, che è importantissimo. Sono le 7. Esatto. Comunque vabbè, possiamo mettere del servizio, ottimo, spero che venga mantenuto almeno per un anno questo servizio. Dopo un anno la aspettiamo qua perché tanto noi viaggiamo, quindi la riprendiamo qua per sentire di nuovo le nostre opinioni di tutti gli altri. Bene. Comunque se hai visto gli scout parli con loro ti dicono tutto. Bene. Abbiamo da dire anche noi, quindi le ringraziamo di tutto. Ciao. Bene.